Sanità Regione Veneto, azienda zero certificano il contagio zero in tutta la regione del Veneto. Il dato nel secondo report di giornata, 4 però i decessi, 2 dei quali è Treviso. Ma anche le province di Treviso, Padova e Venezia, zone rosse escluse dai contributi del decreto rilancio. Il Veneto presenta ricorso, Zaia finirà nel cestino o dovrà essere riscritto. Movida davanti ai bar su input del Viminale, linea dura della prefettura di Treviso. Il prefetto Lagana: non possiamo far finta di non vedere, pronti a chiudere anche i locali. Il messaggio ai giovani dell'ULSS 2 della Marca: il virus c'è ancora, usate la mascherina, mantenete le distanze. Testimonial una giovane pallavolista trevigiana guarita dal virus. Fondi alle imprese. Nella discussione parlamentare di questa notte il governo ha aumentato gli importi e i tempi di restituzione per il rientro del credito e per l'accesso al credito garantito basta l'autocertificazione. Un crollo medio del 10% della produzione nel primo trimestre del 2020. La Camera di Commercio di Treviso e Belluno risponde con delle misure a chilometro zero. Schianti in moto a Treviso, 61enne di Zero Branco esce di strada, muore in Noalese. A Sedico, 51enne si schianta contro un cervo e perde la vita. Colpisce con una fucilata il vicino di casa, arrestato dalla polizia, 74enne pensionato. Dramma sfiorato in via Zecchette a Treviso. Ben ritrovati, buonasera. 19:36, edizione trevigiana dei nostri notiziari. In apertura, come sempre, andiamo a vedere la tabella con i casi di positività da Covid. Ci sono buone notizie, come avete sentito nei titoli. Nelle ultime 12 ore non ci sono stati nuovi casi positivi, non soltanto nella Marca trevigiana ma in tutto il Veneto. I numeri dunque sono confortanti. Attualmente in tutto il Veneto ci sono 3.247 persone positive al Covid-19. Nel trevigiano i positivi sono ancora 589, ma ricordiamo che dall'inizio dell'emergenza in Veneto i positivi sono 19.038, mentre nel trevigiano 2.650. Dunque i negativizzati sono davvero tante le persone stanno guarendo e soprattutto numeri confortanti per quanto riguarda i nuovi casi di contagio. Sono state registrate nelle ultime 12 ore 4 nuovi decessi, 2 dei quali sono stati registrati proprio nell'ospedale di Treviso. Il presidente Luca Zaia parla della preoccupazione nei confronti di questa movida, questi giovani che sono stati visti non rispettare le norme anti-assembramento, uscire, andare nei bar e nei locali senza mascherina. Il monito del presidente Zaia e non solo, l'auspicio di un nuovo Schengen sanitaria e poi il ricorso del Veneto nei confronti del decreto che ha escluso dalle zone rosse proprio la nostra VO, quindi il comune del Veneto, che avrebbe dovuto ricevere quei fondi. C'è questo clima di festa, di liberi tutti, ce la faremo, non c'è più, ce l'abbiamo già fatta e roba del genere. Noi siamo preoccupati perché il rischio di reinfezione è alto. Esordisce con la preoccupazione per possibili nuovi focolai il governatore Zaia dopo le molte segnalazioni di assembramenti e movida davanti ai locali appena riaperti. Nuove infezioni porterebbero a tornare indietro con nuove chiusure e tutte le conseguenze economiche e sanitarie, sottolinea il presidente del Veneto, appellandosi ai concittadini. C'è poi la preoccupazione per gli scenari sul turismo in vista di una riapertura delle frontiere. Noi speriamo che nel rispetto delle regole sanitarie e nella massima tutela della salute dei cittadini si vada verso un Schengen sanitario, nel senso che si vada verso un Schengen sanitario, il che significa che se è sostenibile non ci siano più limiti, ad esempio rispetto alle quarantene. Il vero tema non è tanto arrivare in Italia o dall'Italia andare in qualche paese, ma è quello di non doversi necessariamente mettere in quarantena. Un ruolo qui lo potrebbe avere ad esempio anche l'aspetto diagnostico dal paese di provenienza, non so, uno si fa il tampone, arriva e sappiamo che ha già avuto il tampone e quindi c'è stata una fase diagnostica. Fermo restando che stiamo parlando di una mole di turisti che è paurosa. Il Veneto sta intanto lavorando ad una campagna promozionale delle località della regione. Stiamo tentando anche di calibrare una campagna che sia, ripeto, portata avanti da dei testimonial a livello internazionale, e che sia anche aggressive, cioè che sia fuori, aggressive brutto termine, che non sia convenzionale, perché altrimenti andiamo a perderci nel mare magnum. Infine una stoccata al governo per l'esclusione delle zone rosse del Veneto, che oltre a Vo sono anche le province di Treviso, Padova e Venezia, dal decreto rilancio. Il decreto dice che per almeno 3 giorni deve essere stata zona rossa.
Le zone rosse sono state revocate il 13 di aprile, 8 marzo, 13 aprile sono 30 giorni. Magia, sono sparite tutte le province interessate del Veneto e sono rimaste tutte le altre, quelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Il risultato che abbiamo dato incarico già oggi al professor Bertolissi e noi ricorriamo dappertutto questo decreto, vedrete, ve lo dimostrerò, verrà buttato nel cestino e deve essere riscritto. Ed ora entriamo in ospedale con l'appello del direttore generale Benazzi, che ha fatto una diretta Facebook in cui ha fatto parlare anche una giovane 37enne guarita dal virus. Attenzione ragazzi, l'emergenza non è terminata, fatelo per voi ma anche per i vostri familiari. Non sappiamo molte cose di questo virus, ma è una roulette russa. Ad una persona capita che il proiettile gli arriva, qualsiasi sia l'età. Così è accaduto a Valentina Rupert, 37 anni, in salute sportiva, allenatrice del mini volley della formazione Under 12 della pallavolo Motta di Livenza. Il virus ha colpito anche lei ed ha aggredito i suoi polmoni togliendole il respiro. Una donna abituata ad usare forza e controllo sul suo corpo e sul suo respiro, che però non ha potuto fare nulla. Sono una sportiva, sono 25 anni che gioco a pallavolo e mai avrei immaginato che il virus mi colpisse così potentemente. Quello che fa il virus quando arriva al tessuto polmonare è di distruggerlo lentamente e inesorabilmente. 20 giorni in ospedale, 7 in terapia intensiva, 3 intubata, un incubo che potrebbe capitare a tutti. Un appello, quello di Valentina, a non rischiare, non tirare la corda, cui si aggiunge quello del primario della rianimazione di Treviso, il dottor Antonio Farnia, e del direttore generale Benazzi. Di Covid si muore, i dati sono inequivocabili e ci si ammala pesantemente. Anche i giovani. Un messaggio veicolato attraverso Facebook perché arrivi il più possibile soprattutto ai giovani che in questi giorni hanno occupato piazze e tavolini di bar senza alcun rispetto delle norme anti-assembramento e soprattutto senza mascherina. Ai 2 sanitari oggi il compito di raccontare la verità, che cosa realmente accade quando ci si ammala di coronavirus. Al di là di tutte le terapie che possiamo provare, alcuni casi vanno inesorabilmente verso la completa distruzione del tessuto polmonare. Fino ad ora sono state ricoverate 1053 persone nelle strutture della Marca, 147 in terapia intensiva. Il sistema ha retto, ma non si deve tornare indietro. Fatelo per voi, in primis ovviamente per la vostra salute, ma anche per i vostri familiari, i vostri amici, perché un'esperienza del genere è un'esperienza dura anche per loro. Se quello dei sanitari è un monito, quello che è accaduto invece questa mattina presso la prefettura di Treviso è una certezza, ovvero partirà una nuova linea dura proprio per evitare questo tipo di assembramenti, quindi a partire da domani Polizia di Stato e Polizia Locale insieme. In questo momento si chiede alle polizie municipali, quindi ai sindaci anche con i poteri di intervento che hanno rispetto a quelli che sono provvedimenti che riguardano ad esempio modifiche degli orari di apertura e chiusura di questi locali, ma anche interventi sanzionatori, di dare di fare controlli mirati proprio su quelli che sono i luoghi di ritrovo, esercizi pubblici. Dopo gli assembramenti nelle piazze si corre ai ripari. Sindaci e prefetti convocano il tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica per ridisegnare un nuovo protocollo di collaborazione tra forze dell'ordine che attenzioni in particolar modo tutti quei luoghi in cui si possono generare assembramenti. Torna la linea dura, multe per chi trasgredisce le regole, clienti ma anche titolari dei locali che potrebbero anche arrivare a rischiare la licenza. Una grande responsabilità l'hanno appunto proprio i gestori di questi luoghi di ritrovo, non dissimilmente da quello che avviene ad esempio per i vari imprenditori che hanno aperto e che devono rispettare tutta una serie di protocolli a tutela ovviamente dell'integrità per esempio dei lavoratori. Stessa cosa vale ovviamente per questi esercizi, quindi sicuramente verranno fatte delle multe, sicuramente ci sono anche delle sanzioni abbastanza importanti e ci sono anche provvedimenti anche di chiusura dell'esercizio. Meno attenzioni concentrate sugli spostamenti sul territorio, siamo sostanzialmente più liberi ora, ma più controlli invece in bar e ristoranti con una precisa responsabilità anche dei gestori. Certamente non si può chiedere alle forze dell'ordine di non vedere quello che capita. Una responsabilità che già ieri sera ha fatto chiudere in anticipo il Club 27 locale di Castelfranco Veneto, con un posto duro nei confronti di alcuni avventori, correlato dall'immagine di un cartello chiuso per ignoranza, destinato a diventare il simbolo di una battaglia per la sopravvivenza che anche i titolari dei pubblici esercizi stanno affrontando. Questo è proprio quello che noi volevamo un attimo
trasmettere, e la sensazione è un po' la delusione che io personalmente ho avuto in questa riapertura come titolare da parte un po' da parte di tutti. Non pensavo ci fosse un menefreghismo tale nei confronti di quello che cerchiamo di fare, facciamo, e della nostra vita, del nostro lavoro e di tutto. Perché noi veramente cerchiamo tutti i giorni, arriviamo qua ore prima per misurare, sistemare, usciamo, abbiamo i prodotti per la sanificazione. Adesso parliamo di imprese. Nella discussione parlamentare questa notte il governo ha aumentato gli importi e i tempi di restituzione per il rientro del credito. Le aziende... Snellite anche le pratiche per l'accesso al credito garantito fino al 100% dallo Stato. Le aziende possono scegliere tra due novità che valuteranno sulla base delle loro esigenze. Se prendono i 25.000 euro, ma anche quelle che le hanno già prese hanno diritto a questo, se hanno preso o prendono i 25.000 euro li possono aumentare sino a 30 e possono restituirli in 10 anni. Se invece preferiscono la garanzia dell'80% fino a 800.000 euro, a quel punto la restituzione può arrivare in un tempo lungo, addirittura fino a 30 anni. Sono due novità importanti, molto richieste dalle imprese, che abbiamo introdotto assieme a un'autocertificazione che risolve quindi molte delle questioni burocratiche che abbiamo visto essere un impedimento in queste prime settimane per l'erogazione dei crediti. Crollo medio del 10% della produzione è il dato congiunturale registrato per il trimestre gennaio-marzo dalla Camera di Commercio Treviso e Belluno. L'ente camerale a sua volta risponde con delle misure a chilometro zero. Purtroppo quando vediamo questi dati qua non si è presi dallo sconforto, meno 10% gli indicatori di produzione, fatturato, ordinativi, anche ordinativi dall'estero, sul trimestre precedente, ma poi si riverbera anche sulla variazione su base annua. Un crollo evidente, tanto brusco quanto atteso, quello della produzione del sistema manifatturiero trevigiano e bellunese ai tempi del coronavirus. Del resto più di 7 imprese su 10 causa lockdown hanno sospeso, chi più chi meno, l'attività. Particolarmente colpite le aziende simbolo, dall'occhialeria al legno arredo al sistema moda, quelle più internazionalizzate. La pandemia ha provocato una disarticolazione delle catene del valore, degli approvvigionamenti. I mercati globali sono asincroni, questo spiega le difficoltà sulla domanda estera. Congiuntura ancora tutta da scrivere, calcolando che a preoccupare è l'aprile nero, che farà parte della prossima analisi trimestrale. Gli imprenditori vedono con molta preoccupazione anche l'andamento del prossimo trimestre, addirittura prevedendo flessioni ulteriori del 20% degli indicatori. Certamente hanno in mente il mese nero di aprile, adesso vediamo maggio, giugno, la velocità di rimbalzo dell'economia. E per facilitare questo rimbalzo l'ente camerale lancia alcuni bandi ad hoc per garantire contributi e prestiti. Iniziamo con un contributo a fondo perduto nell'abbattimento del costo degli interessi, questo entrerà in vigore da lunedì, sono 415.000 euro, questa è la prima tranche, l'altra tranche arriverà quando faremo la variazione di bilancio a fine mese, in modo tale da poter aumentare di un altro milione. Altri 3 milioni saranno destinati ai consorzi Confidi. Sono misure a chilometro zero, sono misure che sicuramente le nostre imprese apprezzeranno. Poi abbiamo messo anche un'altra milionata nell'internazionalizzazione, nell'ultimo accordo che abbiamo fatto con la Regione Veneto tramite il Centro Estero Veneto. Misure che vanno a integrare quelle degli ultimi decreti del governo esecutivo che la Camera di Commercio boccia. Che voto dare? Ma se dovessimo dare un voto certamente non posso dare la sufficienza. C'è troppa burocrazia in questi provvedimenti, ci sono tante promesse ma poca sostanza. E la pagina di cronaca di questa edizione è molto ampia. Andiamo subito in via Zecchetti a Treviso, dove un 74enne ha imbracciato il fucile e ha iniziato a sparare dal balcone di casa. Ha imbracciato uno dei suoi 2 fucili da caccia e dal balcone di casa ha sparato centrando alla schiena un vicino di casa. Tentato omicidio, al momento è questa l'accusa per un 74enne, GL, queste le iniziali, che nel primo pomeriggio di oggi ha centrato con lesioni gravi ma non mortali PR, un 55enne che stava parcheggiando per tornare nel suo appartamento che si affaccia lungo via Zecchette nel popolare quartiere di Santa Bona a Treviso. Tutto si è svolto in pochissimi minuti con il 74enne, da tempo sofferente di disturbi mentali, che ha approfittato della disabilità
disattenzione della moglie per recarsi in stanza da letto e prelevare uno dei 2 fucili da caccia caricato a pallini. L'uomo ha poi aperto la finestra e puntato al primo passante, scaricandogli una rosa di palline da una distanza di circa 20 metri. E mentre la vittima veniva subito soccorsa dai vicini, l'uomo veniva fermato dalla moglie che lo accompagnava a consegnarsi in questura. Qui il 74enne non avrebbe saputo spiegare il motivo del gesto, pronunciando solo frasi sconclusionate. Per questo è stato arrestato e posto ai domiciliari nel reparto di psichiatria del Cafoncello. Prognosi di diversi giorni per il 55enne, mentre dalle indagini della mobile si cerca di capire come un ultra settantenne con disturbi mentali potesse avere ancora a disposizione non uno ma ben 2 fucili da caccia attivi e soprattutto carichi. Incidente mortale questa mattina sulla Nualese, poco distante dall'aeroporto Canova, perde la vita un uomo di Zero Branco che lascia moglie e 2 figli. Le condizioni subito dopo lo schianto sono apparse gravissime. Inutili tentativi del 118 di rianimare Alfio Alessandrini, 61 anni, di Sant'Alberto di Zero Branco, che poco prima delle 11 a bordo della sua Suzuki nera stava percorrendo la strada Noalese in direzione Treviso. Qui lo scontro con una Ford Ka guidata da un 56enne trevigiano che si stava immettendo da una laterale di sinistra. Le dinamiche esatte dell'incidente però sono ancora in fase di ricostruzione da parte della Polstrada di Treviso, che per più di 2 ore ha effettuato i rilievi nelle vicinanze del ristorante Busatto, con notevoli disagi al traffico, molti gli automobilisti attoniti. Vedendo il tutto, sono stato male vedendo la persona a terra, insomma. Ecco. E siamo rimasti molto colpiti. La strada sì, trafficata sì, ma in questo momento non tanto. L'aeroporto è chiuso, quindi c'è molto meno traffico. Alfio lascia una moglie e 2 figli poco più che ventenni, Giulia e Davide. In tanti lo conoscevano, prima aveva gestito una rivendita di vini, poi si era occupato di lavori di giardinaggio, ora era impiegato in una ditta di ponteggi. Parla di una doccia fredda per la comunità il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto, cui si aggiunge il dolore del consigliere Andrea Favaretto, amico di Alfio, che in mattinata con il suo camion è passato sul luogo della tragedia. Sì, io lavoro all'ICG di Grigolin, sono traggiato col mezzo pesante, al momento non mi ero accorto sinceramente che era lui, poi sono venuto a saperlo e la notizia mi ha veramente abbattuto. Faccio le condoglianze a nome del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale alla famiglia. Resta il ricordo del lavoratore e padre di famiglia. È una persona normale, normalissima, che seguiva la sua famiglia, lavorava, ha passato anche momenti difficili nella crisi dell'edilizia, ha provato a aprire un'attività sua, è durata per anni, vendeva vino, era molto conosciuto, una persona che se avevi bisogno era sempre disponibile, è finita così. Con la cronaca adesso a Montebelluna, parchi riaperti, e così è arrivato anche qualche spacciatore, un nigeriano di 32 anni originario di Sondrio. Ieri sera a Montebelluna, al Parco Manino, è stato arrestato dai carabinieri. Pregiudicato e senza lavoro, dopo un appostamento durato tutto il pomeriggio, è stato sorpreso dai militari a spacciare. L'uomo ha tentato di scappare a piedi, ma è stato bloccato. Era in possesso di 80 grammi di marijuana suddivisa in 20 dosi e 300 euro in contanti. Sempre i carabinieri hanno arrestato ad Altivole un ventenne del luogo che aveva approntato in casa una piccola serra artigianale di cannabis, sequestrate 3 piante, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. Ed ora con la cronaca, a San Biagio di Callalta, sconcerto e dolore per l'improvvisa scomparsa ieri ad appena 52 anni di Massimiliano Silvestri, titolare da 27 anni della pizzeria Da Max di via Postumia. Giovedì notte era stato colpito da un malore in casa, rivelatosi una dissecazione aortica. Operato d'urgenza, andato in coma e non si è più svegliato. Ha donato il fegato, trapiantato già stamattina sul ricevente. Lascia la moglie Mara, i figli Jacopo e Leonardo. La moglie sul profilo Facebook della pizzeria ha postato un commovente messaggio in prima persona: ho dedicato al mio ristorante anima e corpo, adesso mi prendo finalmente un meritato riposo, ma sappiate tutti che la mia forte famiglia si sta organizzando per poter ripartire insieme a voi nel secondo capitolo della pizzeria e ristorante Da Max. La mia vicinanza a tutta la famiglia è stato il messaggio del sindaco Alberto Cappelletto. Avrò l'occasione di farlo personalmente, i miei ricordi con loro sono di lunga durata. I funerali lunedì mattina alle 15:30 a Quarto d'Altino. Ed ora pochi secondi di pubblicità e poi torneremo insieme con altre notizie.
Si sono svolti oggi nella cattedrale a San Giusto, siamo a Trieste, i funerali di Monsignore Eugenio Ravignani, già vescovo di Vittorio Veneto tra gli anni 80 e 90, nutrita la partecipazione di una delegazione proveniente dalla diocesi di Vittorio Veneto. Riposa accanto a Monsignor Santin, che lo ordinò presbitero nel 1955, a Lorenzo Bellomi, suo predecessore, Monsignor Eugenio Ravignani. Oggi, al termine dei funerali celebrati a San Giusto dal suo successore, l'arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi, la salma del vescovo emerito è stata tumulata direttamente in cattedrale. Una cerimonia ugualmente partecipata nonostante l'emergenza coronavirus, che ha visto la presenza di una numerosa delegazione proveniente da Vittorio Veneto, diocesi che Ravignani resse dal 1983 al 1997, dove ha lasciato un ricordo altrettanto forte che a Trieste. Fra i banchi della cattedrale i nipoti di Monsignore Eugenio, oltre al sindaco di Piazza, il presidente della regione Massimiliano Fedriga, al sindaco di Muggia Laura Marzi, al solito defilato Riccardo Illi, che assieme a Ravignani divise un forte impegno a favore della Ferriera, e molti sacerdoti, quelli che Ravignani ordinò durante il suo servizio. Una cerimonia sobria, nel senso migliore del termine, per certi aspetti scabra. Non è retorica concludere che essa sarebbe piaciuta a Monsignor Ravignani. Ora andiamo a Montebelluna, riaprono i musei, un record, si tratta del secondo comune in tutto il Veneto che anticipa le aperture e così anche quelle della cultura. Ultimi preparativi. Eh sì, ci siamo quasi, manca pochissimo. Per molti è un altro tassello verso il ritorno alla normalità. Dopo il Museo della Vittoria di Ceneda è Montebelluna ad aggiudicarsi il secondo posto nella Marca per la riapertura degli spazi espositivi. Una soddisfazione per il sindaco, da sempre molto sensibile alla cultura, al punto da aver promosso i musei virtuali per mantenere il contatto con i visitatori. Quindi comunque la cultura è sempre stata attiva, però una cosa diversa è poter entrare nelle nostre istituzioni, consentire ai ragazzi di poter accedere al prestito librario, consentire ai visitatori di guardare le nostre collezioni. Visite che hanno regole ben precise, spiegate in ogni angolo da cartelli dedicati, come si vede, soprattutto ai più giovani. È stato difficile, è stato impegnativo perché lavorando soprattutto l'obbligo di separare i flussi. E separare i flussi, quindi entrate e uscite differenziate, e trattandosi di un edificio storico, qua siamo a Villa Biagio, una villa del Settecento, e ci abbiamo dovuto lavorare parecchio, però alla fine siamo riusciti. Spazi per attendere, frecce per il percorso di visita non limitano però il fascino di questi luoghi, dove ammirare la nostra storia al momento anche senza prenotazione obbligatoria. Preferiamo iniziare proprio in maniera accogliente, cioè non vogliamo neanche far fare la fatica al visitatore di prenotare, vediamo un po' come va. Non è che poi finisca come quando hanno riaperto i bar e la gente poi si è assiepata. No, credo che il pubblico che ruota intorno al mondo della cultura sia molto propenso a rispettare le regole. Ciò detto, dobbiamo anche portare un attimo di pazienza. La gente è rimasta a casa chiusa per 3 mesi all'interno delle 4 mura domestiche. Era inevitabile che appena si riaprivano le porte ci fosse un attimo di movimento. L'importante è ritornare subito nei ranghi, con distanze, guanti, mascherine e gel, che per essere sicuri al museo non solo hanno disegnato così, ma addirittura hanno tradotto dall'italiano in veneto antico per farsi capire davvero tutti, antenati compresi. Le notizie dal Bellunese. Un altro incidente mortale, purtroppo un motociclista veronese è morto stamattina alle 11 in un incidente accaduto lungo la 203 a Gordina in località Candaten di Sedico. L'uomo, Alessandro Bignoli, di 51 anni, era in sella alla sua moto, un Honda 90 diretto verso Agordo, quando un cervo gli ha improvvisamente attraversato la strada. L'impatto è stato inevitabile, le conseguenze della caduta sono state fatali per il motociclista, che è morto sul colpo. Inutili si sono rivelati i soccorsi, seppur tempestivi. Per i rilievi di legge sono giunti
i carabinieri. Un altro incidente motociclistico è accaduto negli stessi minuti a Fornesieghe di Forno di Zoldo per una fuoriuscita autonoma di un centauro di 60 anni residente a Mira nel Veneziano. È precipitato in una scarpata compiendo un volo di 6 metri. Soccorso dall'elicottero del SUEM, l'uomo che viaggiava su una Yamaha 900 è stato ricoverato all'ospedale di Feltre per un politrauma, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Zoldo. Più controlli sulle normative anti-Covid su tutto il territorio bellunese. Ad annunciarlo il nuovo comandante delle volanti nel giorno della sua presentazione ufficiale in questura a Belluno. La mia attività sarà focalizzata in particolar modo a quella che è una massiccia attività di prevenzione, anche e soprattutto finalizzata alla verifica del rispetto di quelle che sono le normative centrali e provinciali in atto in questo momento. Lotta agli assembramenti, rispetto delle misure di sicurezza, supporto alle istituzioni in un momento delicatissimo sul fronte economico-sociale. Queste le priorità del commissario Federico Farris, nuovo comandante delle volanti, presentato in questura a Belluno, dove potrà contare su un organico finalmente rafforzato. Si tratta di un ufficio strutturalmente articolato e numericamente più numeroso di tutta la questura, numericamente più consistente di tutta la questura. Ho avuto modo di conoscere i colleghi, si tratta di operatori molto preparati, dotati di grande entusiasmo che verrà ulteriormente implementato da nuove energie, nuove risorse che ci sono state da poco assegnate dal Ministero. Si tratta di 13 agenti di nuova nomina. Ma non c'è soltanto l'emergenza coronavirus, con la questura impegnata su tutti i fronti della sicurezza, come quello del cyberbullismo, fenomeno che con la didattica online e l'aumento delle ore trascorse su internet causa lockdown non conosce crisi. Abbiamo spostato quelli che sono gli incontri normalmente svolti all'interno delle classi attraverso la nuova piattaforma che utilizza la scuola, proprio perché i ragazzi in questo periodo di didattica online hanno avuto modo di colloquiare esclusivamente attraverso i sistemi digitali. Quello che avviene di persona si è spostato sulla rete. L'ultimo incontro della serie, ovviamente su piattaforma web, si è tenuto con le classi della quinta elementare di Sedico. La cosa particolare è che mentre di persona ci può essere una battuta, una presa in giro, che può estendersi magari a un gruppetto di compagni, ma è circoscritta in quel momento, in quel frangente, al di fuori della scuola poi non succede nulla. Quello che avviene in rete di fatto ha una espansione indefinibile. Luxottica vara un nuovo modello di fase 2 insieme al Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova e al laboratorio di microbiologia diretto dal professor Andrea Crisanti. Luxottica, questo è il progetto, offrirà gratuitamente a tutti i dipendenti la possibilità di sottoporsi ad un tampone per la diagnosi di positività. Inizialmente sarà su base volontaria. L'iniziativa, partita l'11 maggio nelle sedi di Agordo e Sedico, sarà rivolta a tutti i dipendenti italiani del gruppo, ai loro familiari e in un secondo momento anche alle comunità locali. Luxottica si avvarrà del nuovo laboratorio Covid-19 diretto da Crisanti e realizzato con il contributo iniziale di 1,5 milioni di euro della Fondazione Leonardo Del Vecchio. Gestirà fino a 40.000 tamponi diagnostici al mese. L'obiettivo è quello di isolare i positivi asintomatici. Contemporaneamente ci sarà una mappatura digitale di tutti i casi. Ora siamo allo spazio dedicato ai bimbi in TV. Questa sera vi facciamo vedere i video di Alessio e Leonardo di San Donà di Piave, Cristian e Leila di Castelmigno di Resana, Gabriele e Giada di Caserta. Ciao.
Ciao papà. Continuate a mandarci i vostri video con Bimbi in TV, con il cellulare in orizzontale al numero che vedete in questo momento, 351 17 55 3 e 40. Li aspettiamo numerosi, poi li manderemo in onda al termine dei nostri notiziari. Previsioni del tempo e poi non mancate all'appuntamento con l'ultima parte dell'edizione straordinaria. Grazie per essere stati in compagnia. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. È sempre l'alta pressione a comandare il tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 22 maggio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, avremo infatti generali condizioni dunque di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 21 e i 26 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con la presenza del sole ovunque e anche qui non sono previste piogge. Temperature minime fino a 16 gradi, massime invece tra i 22 e i 23 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove non cambia lo scenario con tanto sole ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 14-15 gradi, massime invece fino a 26 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.